Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo dello sciopero nazionale domani di 4 ore a fine turno indetto da CGIL UIL per tutti i settori privati, sciopero che dopo l'ennesima strage sul lavoro sull'Appennino bolognese assume un ulteriore profondo significato. Lavoratori e lavoratrici della Marca sono stati invitati dal sindacato ad aderire e a partecipare dalle 15 alle 18 al presidio organizzato in Piazza delle Istituzioni a Treviso. Al di là della mobilitazione sono diversi gli ambiti che potrebbero registrare un rallentamento dei servizi ai cittadini, come ad esempio la raccolta dei rifiuti. Per i lavoratori che a causa della crisi delle loro aziende rischiano il licenziamento collettivo, ora c'è una possibilità in più, è quella che propone la Regione con una serie di progetti che puntano a ricollocare queste persone. Sta diventando un modello veneto da esportare nel resto d'Italia. Sono le politiche per i lavoratori in cassa integrazione a rischio licenziamento dopo la crisi delle loro aziende e quindi con la possibilità che si parli di una procedura di licenziamento collettivo. Nel 2023 sono stati una decina i casi di aziende in questa situazione, con la punta più alta 101 lavoratori per la tessitura Monti, azienda tessile trevigiana. Siamo riusciti in questi anni, diciamo così, ad affinare gli strumenti e a dare le risposte giuste. Prima di tutto la presa in carico veloce delle imprese che sono in difficoltà. Più si aspetta tempo, più la crisi diventa grave. E così abbiamo con lo strumento di GOL, che è lo strumento per la garanzia dell'occupabilità dei lavoratori, con i soldi del PNRR, preso le buone pratiche del Veneto e fatte diventare uno strumento che oggi è guardato in tutta Italia. Il modello Veneto utilizza lo schema di collaborazione pubblico-privato, attribuisce un ruolo attivo ai centri per l'impiego, prevede l'obbligatorietà dell'accordo con le parti sociali, dei sindacati e dei datori di lavoro. In totale 9 i progetti avviati per 400 persone. Le abbiamo formate, abbiamo capito di che cosa avevano bisogno e questo è servito anche per attrarre investitori. L'azienda che sta guardandosi attorno e ha bisogno di fare un investimento, prima di tutto oggi chiede capitale umano. E quando hai una crisi, dall'altra parte un'azienda che sta male, con dei lavoratori con delle buone competenze, si fa l'insieme. Questa è stata la chiave di lettura che abbiamo voluto e anche un modello vincente. Il Veneto infatti è la prima regione ad aver emesso nel 2023 un avviso ufficiale per la collocazione collettiva dei lavoratori a rischio esubero ed è Veneto il primo progetto approvato nel giugno del 2023. Ed ora invece parliamo del varo della passerella pedonale sulla Noalese nell'area di fronte all'aeroporto Canova. Il tratto di strada sarà interdetto alla circolazione da venerdì 12 a domenica 14 aprile. Vediamo dunque tutte le modifiche alla viabilità. Entriamo nella fase di posizionamento e installazione di questa passerella, ovviamente poi le opere dovranno essere completate nelle settimane successive, però voglio ricordare alla cittadinanza che da venerdì alle ore 20 di sera fino a domenica alle ore 8 del mattino la strada noalese fronte aeroporto sarà chiusa. Circolazione interdetta in entrambi i sensi di marcia dalle 20 di venerdì alle ore 8 del mattino di domenica 14 aprile su strada noalese nel tratto compreso fra la rotatoria del centro commerciale Canova e via Le Canevare. Verrà comunque consentito l'accesso ai pedoni e ai veicoli di servizio all'aeroporto. Modifiche alla viabilità necessarie per permettere le operazioni di cantiere e garantire la sicurezza degli utenti dell'aerostazione per il varo della passerella. Le deviazioni interesseranno anche gli accessi ai parcheggi dell'aeroporto, opportunamente segnalate dagli appositi pannelli a messaggio variabile, installati anche lungo le arterie stradali principali della città, che indicheranno i percorsi per raggiungere le diverse aree di sosta. Sul posto sarà presente il personale moviere della ditta esecutrice e gli operatori della Polizia Locale di Treviso e di Quinto. C'è grande emozione nel vedere realizzata questa passerella, che è un'opera attesa da decenni da tutta la cittadinanza, che consentirà di smaltire tutti i rallentamenti di traffico che oggi sono diventati una caratteristica decisamente antipatica e spiacevole di fronte all'aeroporto di Treviso. Confartigianato a Castelfranco Veneto, l'associazione punta all'internazionalizzazione per le imprese artigiane.
L'internazionalizzazione diventa cruciale anche per le imprese artigiane che devono affrontare una concorrenza globale e cambiamenti nei modelli di consumo. Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, per agevolare i suoi associati, ha organizzato degli incontri coinvolgendo partner come ITA, ICE, SACE e Simest, agenzie nazionali esperte in grado di supportare le imprese nel loro percorso verso il mercato mondiale. Pensiamo che nella Marca nel 2023 sono stati esportati prodotti per oltre 16 miliardi di euro, quindi è un tema ed è un dato importante. L'esportazione quindi è un canale che dobbiamo comunque perseguire e sicuramente nei prossimi anni le difficoltà non mancano. Manca oggi la manodopera e consideriamo oggi l'Europa che è in mezzo ai due fuochi delle due guerre. Questa ulteriore possibilità di Confartigianato consentirà alle imprese di competere efficacemente a livello globale. Le richieste sono molte. Sì, cominciano ad arrivare appunto dai nostri artigiani questo tipo appunto di richiesta per dare una nuova visione anche internazionale al territorio. Le opportunità dell'internazionalizzazione includono l'accesso a nuovi mercati, la diversificazione del rischio attraverso una presenza geografica più ampia e l'opportunità di sfruttare l'immagine di marca associata alla provenienza artigianale. Ma è cruciale comprendere i mercati di destinazione e le normative locali. A fianco a questo ci sono tutte le attività di finanziamento e le attività di assicurazione. Anche le piccole imprese avranno una chance? Assolutamente sì, non ci sono limiti per accedere a questi servizi. Siamo alla sanità, crescente la preoccupazione per l'aumento dei casi di autismo. L'ULSS 2 ha presentato una serie di iniziative. Il programma Treviso, la provincia che include, è stato presentato a Villa Carisi, illustrando le iniziative dell'ASL 2 Marca Trevigiana in occasione della giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo. Iniziative promosse in collaborazione con associazioni e istituzioni locali che mirano a favorire l'inclusione delle persone con autismo nella comunità. Stiamo prendendo in carico oltre 1150 ragazzi che sono nelle scuole e che vengono seguiti proprio dai nostri centri. Andremo a assumere 4-5 psicologi e altrettanti educatori in modo tale da rafforzare questo sistema a rete. Contemporaneamente, appena entreremo definitivamente nella cittadella sanitaria, attiveremo il progetto DAMA, che è un progetto dove sostanzialmente andremo a formare i nostri specialisti per poi seguire le persone disabili. Numerose attività sono state organizzate nei giorni scorsi e sono state pianificate per i prossimi giorni, tra cui il picnic in blu e la camminata in blu, e non solo a Treviso. I dati evidenziano un numero significativo di studenti con autismo nelle scuole trevigiane e la necessità di prepararsi per l'ingresso nell'età adulta di un numero crescente di individui con autismo. Ad oggi abbiamo seguiti dal servizio età evolutiva 1150 persone, che sono appunto fascia d'età 0-18, e 450-460 dal servizio età adulta, per cui 18 anni in su. Con un numero sempre maggiore di individui diagnosticati con disturbi dello spettro autistico è essenziale aumentare la consapevolezza, migliorare le risorse e promuovere l'inclusione per garantire un sostegno adeguato a coloro che ne sono colpiti. Con questo spirito oggi siamo qua, con questo spirito domenica saremo alla camminata in blu, con questo spirito Treviso sta portando avanti una serie di progetti proprio perché l'inclusione deve passare attraverso tutto quello che sta fuori dal sociosanitario, cioè le città e le comunità. Siamo allo sport rugby con il Benetton che reduce dalla vittoria con i Lions guarda già agli ottavi di domenica a Monigo, gara secca da non sbagliare. Penso che gli aspetti positivi siano stati nella formazione fissa, penso che abbiamo fatto una gran partita là davanti e anche come gruppo, penso che solo un gruppo come noi poteva farlo, tipo portare una partita a casa del genere contro una squadra come Lions. Un gruppo unito e una strategia di gioco cucita addosso agli avversari degli Emirates. Il pilone argentino del Benetton, Thomas Gallo, confermato in biancoverde fino al 2027, sintetizza così gli elementi vincenti dopo il successo per 27-17 negli ottavi di European Rugby Challenge Cup disputati a Monigo contro i Lions. Domenica alle 13:30, sempre a Monigo, i leoni trevigiani si troveranno di fronte agli irlandesi
inglesi del Connacht, già sfidati 2 settimane fa. È quarti finali, il quarto finale si gioca diverso, però facendo lo che noi facciamo in allenamento, nella settimana, tutto lo che parliamo, la riunione, la preview, tutto, penso che dobbiamo focalizzare un attimo in tutto lo che facciamo noi, non lo che fanno loro. Gallo è pronto a dare un nuovo importante contributo, si sente bene a livello fisico e sa di contare su una squadra determinata. Sono felice di fare una meta perché non facevo una meta da tanto tempo e sono felice per aver vinto anche, che quello è lo importante, quindi sono felice. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Apriamo parlandovi del grave episodio accaduto ieri all'interno del carcere di Belluno, dove durante una contestazione disciplinare nella sala della biblioteca un detenuto di nazionalità italiana ha dapprima scagliato una scrivania, poi alcune sedie contro la direttrice Lara Rampin ed il comandante di reparto. Entrambi sono rimasti quasi illesi, salvo scoriazioni ancora oggi visibili grazie al tempestivo intervento del personale di servizio. Il fatto è stato denunciato da Robert De Re della segreteria territoriale della CISL, che parla di struttura obsoleta che non garantisce la sicurezza di operatori e detenuti. Operazione seconde case. I finanzieri della tenenza delle Fiamme Gialle di Auronzo hanno scoperto un'evasione all'IMU per circa 115.000 euro. L'operazione ha consentito di intercettare 43 turisti che avevano trasferito fittiziamente la loro residenza nelle terre alte per beneficiare di agevolazioni fiscali. Le Fiamme Gialle presentano il conto ai proprietari di seconde case che avevano trasferito la residenza fra Auronzo e il Comelico per beneficiare di agevolazioni o esenzioni fiscali connesse all'abitazione principale. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della tenenza di Auronzo con la collaborazione dei comuni. Devo dire che è una pratica che purtroppo è abbastanza abitudinaria, soprattutto nelle zone di interesse turistico, e devo dire che la provincia di Belluno non si sottrae a questo malcostume. 46 persone sono state individuate dalla Guardia di Finanza e dovranno restituire complessivamente un importo di 115.000 euro di IMU non versata sulla seconda casa. Controlli incrociati hanno consentito di smascherare l'inganno. Oltre a sopralluoghi e ai riscontri sui dati delle dichiarazioni fiscali, importante è stata la verifica dei consumi energetici contenuti nelle bollette. Un elemento in più che ci consente di provare che non vi è la residenza, insomma, vedendo appunto i consumi dell'elettricità che erano molto bassi durante tutto l'anno e che si concentravano soprattutto nei periodi di villeggiatura, insomma quello ci ha consentito di individuare i falsi residenti. I furbetti delle seconde case sono turisti che provengono da diverse parti d'Italia, chiosa il comandante Guarino. L'azione di controllo economico del territorio per il contrasto di fenomeni di evasione fiscale nel settore turistico immobiliare prosegue. Ed ora vediamo la festa della polizia a Belluno con la cerimonia ufficiale ospitata nel Salone Nobile della Prefettura. In Piazza Duomo laboratori e stand a cura della Questura con i suoi reparti d'eccellenza, il piano nobile di Palazzo dei Rettori, la celebrazione ufficiale del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Qui ci sentiamo a casa, ha detto il questore di Belluno Francesco Zerilli alla folta platea di autorità civili e militari della provincia. L'occasione, come ogni anno, è quella di tracciare il consuntivo dell'attività svolta e di un impegno che va oltre la statistica. Con il massimo sforzo possibile noi cerchiamo di essere presenti quotidianamente a disposizione della cittadinanza. Volendo trarre un bilancio, io sono veramente molto soddisfatto. Esserci sempre il tema portante della festa 2024 e descrive puntualmente il lavoro e l'impegno per il benessere della comunità, garantendo diritti fondamentali. Sicurezza e soccorso in montagna, ordine pubblico, contrasto al crimine. Qualche dato: in un anno sono stati emessi 11 ammonimenti, 5 per atti persecutori, 2 per violenza domestica e 4 a carico di minori per atti di bullismo in ambito scolastico. Poi l'attività dei reparti, dalla stradale
vale alla polizia ferroviaria, quella postale impegnata nel contrasto delle truffe online e degli accessi abusivi a sistemi informatici. Sul piano della prevenzione, l'anno si chiude con una diminuzione complessiva dei reati, furti compresi, in particolare quelli sulle auto in sosta, mentre in leggero aumento sono quelli in abitazione, da 307 a 325 denunce. In discesa i reati legati al traffico di stupefacenti, oltre 1,5 kg il quantitativo di droga sequestrata, e le denunce per rapine che passano da 23 a 16. Da aprile 2022 a marzo 2024 la polizia di Belluno ha arrestato 19 persone e ne ha denunciate oltre 400 per vari reati. Sul fronte dell'organizzazione il cruccio resta sempre quello degli organici. Le sfide sono tante, le esigenze rispetto a una società, no, che diventa sempre più complessa, ci propone sempre nuove sfide, logicamente ci mette sempre, no, magari in tensione rispetto anche ai numeri, ma siamo, come dire, idonei a fronteggiare quello che dobbiamo fronteggiare. Il personale che si è distinto in operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico ha ricevuto le benemerenze consegnate dal questore e dai rappresentanti delle autorità provinciali. Ha chiuso la cerimonia l'esibizione di 2 giovani studenti bellunesi dei conservatori di Castelfranco e di Rovigo. Il Consiglio regionale ha respinto la mozione del Partito Democratico per fermare la realizzazione della diga del Vanoi. Tra i contrari anche i consiglieri bellunesi della Lega Silvia Cestaro e Giovanni Puppato, sconcerto in provincia. Alla maggioranza si chiedeva una risposta seria e concreta rispetto alle preoccupazioni espresse dai territori, quello bellunese e quello trentino, contrari alla realizzazione della diga del Vanoi. Il voto finale di martedì pomeriggio a Palazzo Ferrofini ha lasciato esterrefatti i consiglieri di opposizione. Non si è trattato di un mero voto contro istanze politiche espresse da partiti avversi, quanto della negazione di parte della maggioranza delle fondate critiche espresse dal territorio, si legge nel comunicato. Il dibattito, afferma il segretario del PD di Belluno, Alessandro Del Bianco, merita di essere proiettato ovunque. La maggioranza si è schierata a favore del progetto che la Regione ha inserito al primo posto nell'elenco delle opere prioritarie da finanziare con i fondi PNRR. Un progetto importante per la pianura sia per la sicurezza idraulica che per la disponibilità idrica, ha affermato la consigliera bellunese del Carroccio Silvia Cestaro. Molto spesso quello che si percepisce non è la realtà dei fatti, ovvero non si è mai parlato di idroelettrico e questo è abbastanza evidente. E devo dire che la stampa in questo non ha aiutato moltissimo, perché c'è stata una diffusione di notizie spesso sbagliate, errate, molto amplificate, e è ovvio che in periodo di campagna elettorale la cosa faccia comodo a molti. La stampa, prima ancora che le istanze dei territori, oltre che delle istituzioni, Provincia Autonoma di Trento e Provincia di Belluno, responsabile della disinformazione sul tema della diga del Vanoi. E allora ricordiamole queste presunte fake news senza tema di smentita. Il progetto, che viene riproposto da almeno un secolo, la prima volta nel 1922 e la seconda nel 1955. Allora un unico committente, la SADE, lo stesso della diga del Vajont, e di seguito fino ad oggi con il sostegno della Regione Veneto, che ha posto il progetto collegato al contrasto della siccità del Consorzio Brenta. Una diga alta 116 metri per contenere un lago artificiale da 33 milioni di metri cubi d'acqua, che sulla carta presenta rischi di gran lunga superiori ai benefici e che in un secolo tecnicamente ha solo incassato esiti di indagini che ne hanno bloccato la realizzazione per irrisolvibili problemi geologici. Le frane, anche recenti nelle zone limitrofe all'invaso, parlano da sole. Cestaro, favorevole, ha però chiesto che d'ora in avanti tutti i passaggi avvengano nella massima trasparenza e condivisione, condizioni mancate in questi anni nei confronti di un progetto calato dall'alto secondo una logica contraria all'autogoverno dei territori. Frattanto la provincia ha ottenuto l'ok del Ministero dell'Agricoltura alla richiesta di accesso agli atti, rigettando l'opposizione presentata dal Consorzio Brenta. Dall'esame della documentazione, le cartelle recapitate lo scorso 28 marzo serviranno alla provincia per decidere che strada intraprendere, ferma restando la contrarietà all'opera espressa con un ordine del giorno approvato lo scorso ottobre. Entrano nel vivo le iniziative lanciate lo scorso febbraio a Cortina dal Sor Optimis International Club, volte alla promozione dell'attività motoria per le donne e alla parità di genere nello sport. A Belluno il 18 e il 21 aprile doppio appuntamento nel segno dell'aggregazione e del benessere.
Un progetto di sensibilizzazione e di informazione per la promozione dello sport e dei suoi benefici declinati nell'ottica della medicina di genere. Il Soroptimist di Belluno Feltre entra nel vivo del service nazionale di durata biennale dedicato alle donne, allo sport e alla parità di genere, presentato in anteprima a Cortina lo scorso febbraio. Non solo il benessere psicofisico, non solo l'approfondimento sanitario, ma proprio anche la riflessione su quelle che sono le disparità che oggi all'interno dello sport la donna subisce. Perché anche nello sport c'è la necessità di costruire una nuova narrazione di genere. Il divario è presente non solo in tema di salari. Cambiare passo per superare gli stereotipi è l'imperativo del Soroptimist ed è anche il nucleo portante della Carta Etica per lo Sport che sarà proposta per la sottoscrizione a tutti i comuni bellunesi. La firma di una carta etica, l'acquisizione di quelli che sono i temi e i valori dello sport all'interno, l'impegno quindi a mantenere sempre una parità quanto più possibile tra le manifestazioni dello sport maschili, femminili, lo sport amatoriale, lo sport anche dilettantistico. Doppio appuntamento il 18 e il 21 aprile. Ad aprire il weekend di eventi sarà la conferenza sulla salute delle donne e la medicina di genere. Domenica la riproposizione della camminata del cuore nei luoghi più suggestivi del capoluogo. Entrambi gli eventi sono promossi con la collaborazione dell'ULSS Dolomiti e del Comune di Belluno. È interesse dell'amministrazione proporre, appoggiare e facilitare tutte quelle iniziative che arrivano, come in questo caso da parte delle Soroptimist, a favore del benessere fisico, del benessere psicologico, che siano uomini, donne, bambini, anziani, ma assolutamente al centro dell'attenzione. Conferenza e camminata del cuore sono state presentate a Palazzo Rosso con l'assessora Mazzoccoli, la collega alle pari opportunità Buttignon, con la presidente Passuello, le dirigenti Soroptimist Paola Peverelli e Maria Cristina Zoleo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare, tempo dunque stabile e clima decisamente di stampo primaverile. Vediamo il dettaglio di giovedì 11 aprile. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, tanto sole ovunque, come ci mostra la grafica, con cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature in contenuto aumento, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 21 e 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato, con cielo in prevalenza sereno, qualche addensamento qua e là, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità dopo il dissolvimento di alcune nebbie mattutine, il tempo sarà ovunque decisamente soleggiato. Temperature minime sugli 8 gradi, massime intorno ai 24. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.